Ed eccole le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia prima della fine del mondo. Una delle 3 cose va assolutamente fatta. Gli stessi territori che sono anche quelli di Go 2025. Abbiamo fatto la consueta scelta, un po' di destra esonzo, un po' di sinistra esonzo, e quindi anche questa settimana ci sono ben 3 eventi da seguire molto importanti. E abbiamo il primo evento, la prima cosa da fare è essere domenica a Gorizia per la sfilata, per tutti gli eventi per quanto riguarda i 100 anni degli alpini della sezione di Gorizia. Come vedete nella scheda di promoturismo a destra c'è il manifesto per il centenario, come vedete, della sezione di Gorizia, Associazione Nazionale Alpini. Andiamo a vedere la scritta: sezione Alpini di Gorizia, celebrazioni per il centenario. E per quanto riguarda la scheda di promoturismo ci sono variati luoghi: Museo di Santa Chiara, Corso Verdi, Teatro Verdi, Parco della Rimembranza, Corso Italia, eccetera eccetera. Ma l'evento clou di questa giornata di domenica è in realtà la sfilata che si tiene domenica mattina, Parco della Rimembranza, Corso Italia, ore 9:15 alza bandiera, a seguire onore ai caduti al monumento centrale. Poi altre cose da fare: alle 10 ammassamento e sfilata lungo Corso Italia e Corso Verdi con arrivo in piazza Vittoria. Inoltre poi alle 11:30 è prevista la messa presieduta dall'arcivescovo di Gorizia Monsignor Redaelli, con tutte le sezioni ANA del Friuli Venezia Giulia per il 151esimo anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini e per la diffusione del culto del beato Don Carlo Gnocchi. Nel 14esimo anniversario della sua beatificazione sarà presente una reliquia del beato di Don Carlo Gnocchi. Al termine del rito religioso, intervento delle autorità. Inoltre questa domenica termina alle ore 17 con la Maina Bandiera al Parco della Rimembranza. Quindi la prima cosa da fare è andare a Gorizia a seguire gli eventi che fanno gli alpini della sezione di Gorizia per quanto riguarda i 100 anni della sezione di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare. Siamo in quel di Monfalcone, in questo caso un'etica per il futuro, appuntamenti di filosofia, e qua c'è il titolo, 6ª edizione. Questo è il manifesto, è partito dal 29 ottobre al 3 dicembre. Per quanto riguarda Monfalcone, la scheda di promoturismo FVG presso la biblioteca di Monfalcone, anche la biblioteca di Monfalcone, ma anche presso il teatro comunale di Monfalcone e poi la sala conferenze della biblioteca comunale di Monfalcone. Questa domenica alle ore 10:30 biblioteca comunale con Federico Leoni dell'Università di Verona, col tema di etica, mondi virtuali e intelligenza artificiale. Questo appuntamento organizzato dal comune di Monfalcone con la collaborazione dell'associazione Territori delle Idee di Festival Mimesis e con la biblioteca comunale di Monfalcone. E questa è la seconda cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la terza cosa da fare. Ritorniamo a Gorizia perché questa domenica 29 ottobre c'è l'Open Day al Canile di Gorizia, domenica in compagnia degli amici a Quattro Zampe. Questo è l'Open Day per quanto riguarda le porte aperte al canile comunale, come vedete dal manifesto, dalle 10:30 alle 16 in via del Camposanto a Glucinico. Per quanto riguarda qualche titolo, la descrizione: conoscere gli ospiti a quattro zampe, le loro storie regalerà la gioia di passare del tempo insieme a loro in questa domenica al canile comunale di Gorizia. Per maggiori informazioni 392 50 90011. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato ad altra data, organizzato dal comune di Gorizia in collaborazione con la Cuccia Onlus. Non c'è altro, vi salutiamo qua. Se passate dalle nostre parti, dalla nostra pagina Facebook, e ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia sempre più persone. È tutto, dicevamo, per oggi. Se volete segnalarci qualcosa, la nostra mail è alessandro.bonfanti@libero.it, che vedrete a fine del video. A questo punto vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!